grazie delle istituzioni è sempre presente quando ci sono gli alpini e dopo insomma dei record di Vicenza c'è ancora l'alternativa. Beh, mi sa che questo record noi lo manterremo per tanto perché Vicenza è stata un'apoteosi, però è giusto essere qui a riconoscere questa grande organizzazione della Regione Piemonte, dell'Associazione Nazionale Alpini, di tutti quelli che hanno partecipato, e qui a Biella che è luogo iconico dell'alpinità, quindi non potevo mancare e sono on time, come direbbero gli inglesi, pronto per la sfilata dei Veneti. Mentre si sogna già per il 2027 una nuova giornata nazionale in Veneto, a Verona. Beh, noi stiamo sostenendo ovviamente Verona alla grande, penso che Verona abbia tutti i requisiti per ospitare alla grande tutto il movimento alpino e creare ancora una volta la sublimazione di quello che noi definiamo l'alpinità, perché gli alpini, come dico io, sono come la panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarlo. Quindi la regione Veneto a fianco delle Penne Nere anche per questa futura candidatura. La regione c'è e la donata su Verona è una donata che vogliamo con forza, e devo dire che il movimento alpino in Veneto è un movimento forte, importante e nutrito, ma anche e soprattutto con una grande presenza anche di ragazzi e di giovani che comunque si sono aggregati magari come volontari o come sostenitori, quindi sarà sicuramente una grande organizzazione. Grazie al Presidente Luca Zaia.